durante la presentazione. 2 anni fa, quando abbiamo istituito il riconoscimento che quest'anno abbiamo avuto la gioia di dare all'Associazione della Ienca, avendo anche premiato Monsignor D'Ercole, ed è stata una cosa che abbiamo voluto con la nostra amministrazione e con il nostro vescovo diocesano, perché significava creare un ponte religioso e culturale con San Pietro della Ienca nel nome di Giovanni Paolo II, ma soprattutto anche per indicare il rapporto di Como con una città che non è morta, ma una città che è viva, che vuole essere viva, che deve essere viva agli occhi di tutti quanti, a cominciare dai nostri amministratori a livello nazionale. E 2 anni fa, quando abbiamo istituito quel riconoscimento, un personaggio televisivo mi disse: è matto il presidente di questa associazione. Se i matti sono come noi, allora benvengano, perché credere in qualcosa come questa chiesetta che io ho visitato questa mattina, sentire in quel posto il cuore palpitante di Giovanni Paolo II, veramente è qualcosa di unico. E quindi io invito in particolar modo a rendere ancora più diffusa la notizia di questo luogo, perché veramente si può sentire quello che Giovanni Paolo II ha provato ancora a distanza di anni. Ricordo soltanto una volta quando Don Stanislao, scherzando con Bruno Vespa, diceva: noi conosciamo le sue montagne meglio di lei. Ecco, evidentemente quel luogo sicuramente era nel cuore di Papa Wojtyła e sicuramente verrà nel cuore di tutti i suoi figli spirituali. Grazie per l'invito che ci avete fatto. Grazie naturalmente a Monica, grazie a lei stiamo qui, grazie all'assessore, grazie a tutti e buona
grazie a voi veramente.